Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Was a man, but he was a muffin. Till you found you know nothing. Girl, he was a man, but he really was a muffin. Nothing. All right. Buonasera, a voi la linea. Buonasera a te, carissima la nostra grande regista che ci segue in tutte queste vicissitudini, queste grandi puntate di Chilometro Zoom. Io sono ancora imbottigliato nel traffico, quindi non so cosa riuscirò a fare, però insomma avete ascoltato Muffin Man. Dal 77, devo dire la verità, un pezzone che però è un pezzo, diciamo, un po' ostico, diciamolo per chi non conosce il mitico Frank, perché è, diciamo, una versione un po' difficile da orecchiare, quindi insomma, però questo grande pezzo che dice, insomma, non era più un uomo, era diventato un muffin, il Muffin Man, questa specie di mostro supereroe. Siete collegati con Chilometro Zoom, io sono Lorenzo Viviani, dall'altra parte del microfono c'è lui, o non è lui, il mitico, l'immenso, una persona che è veramente anche lui un po' un Muffin Man. Il grande Muffin Man, ti chiamerò d'ora in poi, ti chiamerò Muffin Man, ecco, mi piace. Il grande Muffin Man di Radio Libertà, Antonino Danna. Ma cioè io sono, ve lo giuro, io sono esterrefatto, ma non per quello che ha detto Lorenzo. Sveva, scusa, io ti metto qua nella chat una canzone che ti prego di mandare tra poco, preparala per favore. Allora,
intanto buonasera amiche e amici miei, ma non dall'avventura, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Io sono Antonino Danna, stasera non parto lanciato per un motivo molto semplice. Io prima di cominciare la trasmissione ovviamente faccio un giro sulle agenzie. E vabbè, intanto salutiamo Sveva, la nostra castellana, le auguriamo buon lavoro. Ma la cosa che mi ha proprio spompato, tipo la criptonite, no? Per Superman. Ecco, Muffin Man è stato azzoppato da questa notizia, perché io dico, ma benedetta la Madonna. Racconta, non fare ma è mai possibile, benedetto Iddio, è mai possibile, benedetto Iddio, che l'Occidente debba dare questo spettacolo? Allora, io vi leggo questa notizia delle 15.08 battuta dalla BBC, quindi da fonte più che quotata, e io veramente tra poco chiederò a Sveva se è pronta di mandare il pezzo che le ho girato. Dammi un cenno, Sveva, perché io ora vi leggo questa notizia. La CBS, che è partner della BBC, informa alle 15.08 ora italiana che Trump sta prendendo in considerazione, al termine della lite con Musk, di vendere la Tesla che lui aveva comprato e che aveva pubblicamente mostrato, questa famosa Tesla rossa, come spot per sostenere la fabbrica di Elon Musk. Aspetta. L'automobile rossa che Trump aveva comprato per promuovere appunto l'azienda di Elon Musk, è stata parcheggiata per settimane alla Casa Bianca, si apprende. Sveva, per favore, vai con la marcia dei pagliacci, vai pure, metti il pezzo che ti ho mandato, perché è l'unico editoriale possibile, serio, che possiamo fare davanti a una cosa del genere. Signori, direttamente dalla Dolce Vita, Nino Rota, alla marcia dei gladiatori, che in realtà è quella dei pagliacci. Vai, Sveva. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Antonino, Lorenzo, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Io ti sento, è andato Sveva, un pezzetto siamo di sempre in canzone, poi l'ho onda. sfumata. Perfetto. Ecco, io non vi ho sentito. Grazie per la tua indulgenza e soprattutto per averci ricordato siamo arrivati, che malgrado tutto questa è una trasmissione seria. Però vi rendete conto che l'Occidente si è ridotto a questo? E no, io me ne vado. No, ma si è messo, purtroppo, mi spiace, si è messo a livello della coppia di liberi uguali del PD, cioè Sì, il stesso livello di Frattoiani, è quello il problema di adesso non me ne voglia né Frattoiani, non me ne voglia né Trump, però il livello è il solito. No, non ci parlo più con te, vendo anche la macchina. Mi pare la barzelletta quella. Oh, mio papà è più bravo del tuo. No, mio papà è più bravo del tuo e mia mamma è più buona della tua. Ah beh, questo lo dice anche papà. Ma questa è una vecchia barzelletta che si poteva dire una volta, ora non si può più dire. Ce ne scusiamo con chi ci sta ascoltando, però voglio dire, questo è il livello, ma vi rendete conto? Cioè, quel cadavere politico che sono i democratici in America, li sta resuscitando Trump. Trump è stato in grado di far vincere un liberal al Canada, anziché aiutare la destra di Poilievre a prendere il governo del paese. Sta litigando con uno che, vedrete, io sono pronta ad accettare qualunque scommessa qui con voi. Allora, io scommetto 5 euro e un chinotto fresco al bar che nel giro di 6 mesi, ve lo dico io, non sono profeta né figlio di profeta, per citare Pio IX, ma io vi dico che nel giro dei prossimi 6 mesi Elon Musk farà abiura pubblica della sua amicizia con Trump, lo manderà a quel paese, farà una consistente donazione ai Dem
e comparirà a qualche evento pubblico dei Dem. Così sarà. Tornerà il mito dei democratici esatto, americani. sì. Ritornerà. E poi, già che ci siamo, farà anche una visita poi in inverno a Che tempo che fa da Fazio, così la Littizzetto potrà fare battute sulla sua virilità comparata a quella di Fazio, oppure potrà parlare della puzza dei suoi piedi, cioè quelli di Musk, queste cose così, no? Perché lì l'ironia si muove più o meno intorno alle vicende umane dell'esistenza corporea. Per cui questo è quello che succederà di Musk. Io accetto scommesse, metto in palio 5 euro e un chinotto fresco al bar qui vicino alla radio. Chi vuole aderire? Tu vuoi scommettere? Sono d'accordo con te. Sveglia, Però, tu vuoi scommettere contro? Antonino, io posso offrirti una birretta più che un chinotto. Vada pure per la birretta, dai, anche se io, insomma, non dovrei berla, però va bene così. Cioè, io sono pronto a scommetterlo con voi. Questo qui, 5-6 mesi, si lava la faccia, si ripulisce. Ah, no, Satana mi ha sedotto, ma ora sono tornato tra voi buoni e giusti. Bah, Tesla. Mamma mia, ne ho incrociato uno sull'autostrada. Quando mi ci sono avvicinato ho provato ad accelerare. Poi dopo ho accelerato io che vado a benzina. E vabbè, questa è un'altra storia. Ok, allora, Lorenzo, adesso senti, però passiamo a cose serie. Perdonatemi, perché passiamo a cose serie, dato che avremo, e anzi chiedo a Sveva se per caso, per cortesia, ci riesce a chiamare, riesce a metterci in contatto con il nostro ospite Antonio Arrighi. E parliamo, sentite il rumore della strada, purtroppo ragazzi miei mi sto muovendo, mi sto spostando, sono in movimento a piedi. La radio per definizione ai piedi, quindi non ti preoccupare. Quindi, perché parleremo di un argomento, guarda, posso dire, dopo queste cose, molto più serio, perché parliamo direi del vino che ricalca una tradizione, diciamo, neanche una tradizione, perché non si può chiamare questa tradizione, ma ripercorre la storia nei millenni, e il vino che viene immerso nelle acque, in questo caso dell'isola d'Elba, che serve per conservarlo, per dargli un gusto particolare, recuperando veramente quello che facevano romani, greci, insomma ce lo spiegherà il nostro caro ospite, che non so se siamo riusciti a Lo abbiamo contattare. in linea Sveva. quando volete. E allora Grazie, vi presento Sveva. Antonio Righi, della omonima azienda vitivinicola, di un posto speciale, già perché parliamo di un'isola, una delle più belle isole italiane, minori, È ma caduta la linea, lo giustamente... ricollego subito. Ok, sì, grazie. quindi io li facevo, ma mi avete tolto questo preambolo così. Intanto, mentre parlavo, vi sentivo, io stavo dato con la macchina ibrida, lo confesso ai nostri radioascoltatori. Ti faccio una confessione, Antonio. Quando io sono lì, perché l'ho presa plugin, ammetto il mia colpa, perché era in offerta e non la ricarico tantissimo, ma quando la ricarico e infilo, faccio il gesto di infilare la spina, ti giuro, penso sempre a te, che è un po' qualcosa di sessuale che, insomma, non è che sia proprio bellissimo da dire così, ma ti penso, perché sono la tua avversità all'elettrico, e quando infilo la spina dico, a questa Antonino, ti è. Ringrazia Dio che siamo in diretta e ci sta ascoltando tutta l'Italia. Poi dopo la trasmissione in privato te lo spiego io l'uso che devi fare di quella spina. Ringrazia Dio che ci sta ascoltando l'Italia, solo per questo. L'alfista che in te sta urlando, ma la fanno anche l'Alfa, la fanno anche plugin, anche l'Alfa la fanno. Vabbè, ma noi siamo, diciamo, con delle idee vecchia scuola, quindi vecchia scuola. Difatti stamattina sono fluiti 57 litri e 46 di benzina, ma abbiamo una telefonata, anzi il nostro ospite. Vai Lorenzo. Bene, e allora ritorno alla presentazione, perché abbiamo l'onore di avere, diciamo, uno sperimentatore, ma più che sperimentatore ricalca, come dicevo, delle cose che sono ancorate nella storia dell'uomo, ma a livello proprio quasi primordiale, cioè il fatto di immergere le uve per fare il vino in acqua. Abbiamo con noi Antonio Righi, dell'omonima azienda vitivinicola, che viene, come dicevo, da un posto già speciale, con un'isola minore, ma insomma uno dei posti più belli d'Italia, che è l'isola d'Elba. Ciao Antonio. Buonasera, ciao, buonasera a tutti. Grazie. Allora Antonio, grazie per l'invito. Ci mancherebbe. Intanto la tua azienda dov'è all'isola d'Elba? Così
per chi conosce anche un po' l'isola d'Elba e chi è venuto al mare da voi, capiamo un po' dove si affaccia, insomma. Allora, noi dai terrazzamenti vediamo la costa toscana, dalle vigne vediamo la costa toscana. Siamo nel versante orientale, alle spalle della baia di Porto Azzurro, alle spalle del paese di Porto Azzurro. Quindi già lì un po', verso est. quindi tutto sul canale, L'azienda diciamo. 22 ettari, 9 ettari sono di vigneti. Meraviglia, meraviglia, già al posto. Io sono all'azienda, è dentro il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, certo. Riserva Mabbo UNESCO. Siamo biologici, sia con il vino che con l'olio. E produciamo circa 40-45.000 bottiglie l'anno. Io sono Antonio, mi dicevi, mi senti? Sì? Ecco, ti volevo dire, però, ecco, sì, ora parte il posto meraviglioso, io lo amo, devo dire la verità, perché tante volte ho navigato in quelle acque dell'isola d'Elba, ho navigato nel canale di Piombino, quindi per me lo considero un po' casa, quella costa e quel territorio. Però ecco, te fai anche una cosa particolare che ci tenevo oggi, perché ci siamo incontrati a Vinitaly, diciamo quasi per caso, amici di amici, mi hai raccontato la storia di questo vino, che tanti, e anche devo dire sul mio territorio, stanno cercando di andare in quella direzione, ma tu diciamo l'hai fatto nello studio, hai coinvolto università e coinvolto ricerca, hai ricercato di riproporre qualcosa che veniva in passato portandolo nel 2025 con dei risultati ottimi, perché diventa un vino insomma di qualità superlativa e anche con un costo, diciamo, anche una narrazione che c'è dietro che è meraviglioso. Comunque diciamo che è un vino completamente diverso da tutti. Assaggiandolo, ecco, raccontaci un po'. Dacci questo assaggio, diciamo, con le parole, solo con le parole. Non possiamo assaggiarlo di persona, però facciamo vivere un po' ai nostri ascoltatori cosa vuol dire questo vino in cui le uve sono state immerse in acqua. Allora, dovrei iniziare dicendo che l'esperimento è partito nel 2018 e tutto è nato da un convegno su vino e archeologia dove era presente il grande professor Attilio Scienza, che è stato docente all'Università di Milano, ma è un grande, una persona che ha prodotto oltre 300 pubblicazioni sul vino, sui vitigni, sulla storia del vino, sulle origini georgiane del vino in anfora, eccetera, eccetera. L'ho ascoltato a questo convegno, io che lavoro in anfora da tantissimi anni, e mi sono proposto di mettere in pratica la sua ricerca, perché tutto è nato che questo lo chiamavano il vino degli dei, l'isola di Chio, perché all'isola di Chio in Grecia, nell'Egeo, un vino lo chiamavano il vino degli dei. Questa è la ricerca di scienza, è partita da questa curiosità, capire anche perché Giulio Cesare l'aveva utilizzato in un banchetto, il vino di Chio, come scrive Plinio il Vecchio. E quindi è partito tutto di lì. Io mi sono proposto, lui non vedeva l'ora che qualche produttore aveva già chiesto a qualche altra isola, ma nessuno aveva mostrato interesse. Io gli dissi, ho le anfore, i vimini l'hanno sempre prodotto i pescatori, perché le uve vanno dentro le nasse di vimini, noi abbiamo usato quelle per le aragoste. L'ansonica, che è l'uva molto resistente sott'acqua, proviene dalla Grecia. Scienza dice che è un incrocio da due antiche uve, Sideritis e Rhoditis. L'ansonica c'era, il mare non manca, e mi sono proposto. E così è nato tutto. Questo vino, 40 bottiglie il primo anno, bevuto praticamente tutto dai giornalisti. L'unica cosa che non avevo calcolato è che negli ultimi 2000 anni questa cosa dell'immersione delle uve non l'aveva fatta nessuno. Quindi c'è stata una curiosità a livello mondiale, dal National Geographic a tutte le televisioni, un sacco di programmi sono venuti qua, persino stranieri, televisioni giapponesi, cinesi. Cioè non ero preparato a questo, perché per me era... Ecco, ma scusami Antonio, ti volevo chiedere. Per me era un esperimento, era una curiosità mia, cercare di fare un vino come 2000 anni fa, senza soffitti, senza stabilizzazione, senza lieviti selezionati, senza filtrazione.
un vino, l'anzonica e l'uva, quindi il sale del mare. Prima di lasciare la parola a Antonino, ti volevo chiedere una cosa. Oh, ci sta un po' tradendo. Mi senti? Sì. Ecco, no. L'unica cosa che volevo chiedere è questa: ma come è stato preso dalla critica, dagli intenditori del vino, da quelli che il vino lo assaporano, devono un po' dire la loro su tutti? Bene? Come gusto? Io mi ricordo la prima degustazione, perché non viene tutti gli anni perfettamente uguale, se no non sarebbe un vino naturale. Però mi ricordo queste sensazioni di acqua dell'ostrica nel vino. Hanno incuriosito e affascinato molti, perché se chiudevi gli occhi tornavi indietro 2000 anni, non c'era tecnologia, le uve spremute con le mani, non c'era niente. Una cosa molto importante: l'Università di Pisa, corso di agraria, abbiamo provato anche altre uve, perché era la nostra curiosità a capire la resistenza delle uve in mare. Allora ci siamo accorti, e giustamente noi abbiamo utilizzato l'anzonica, che è un vitigno autoctono dell'isola d'Elba, del Giglio, e in Sicilia la chiamano Inzoli, e ha una resistenza unica, ha raggiunto i 5 giorni, senza distruggersi, mentre provando Vermentino, provando Sangiovese, provando il nostro vitigno per eccellenza aleatico, dopo 2, massimo 3 giorni comincia a distruggersi. E noi avevamo bisogno di 5 giorni, perché per osmosi il sale penetra anche all'interno dell'ascino, come ha scoperto l'università, e raddoppiano i polifenoli. Ecco. Antonino. No, volevo chiederle... Sì, no, io intanto apprezzo molto questa riscoperta di questo particolar modo di fare il vino. Ecco, che sbocchi commerciali ha? Su quali mercati va forte? Allora, dunque, è molto difficile fare quantità. Noi arriviamo a circa 250-270 bottiglie adesso. È molto difficile perché l'uva non deve essere perfetta quando la tiriamo fuori, perché sta 2 giorni al sole a asciugare dal mare. Noi abbiamo venduto un po' in tutta Europa, siamo partiti con una mail list, poi Giappone, Stati Uniti, cercavamo chi chiedeva 6 bottiglie di dargliene una, proprio per cercare di accontentare tutti. Quindi c'è molto interesse, molta curiosità. È chiaro che abbiamo un limite di produzione, rimane sempre un prodotto di nicchia. Io, Antonio, ti ringrazio per essere stato con noi. Naturalmente ci aggiorniamo con un match, te lo dico già, perché ci sarà la grande match, un match amichevole, un amichevole dove non vince nessuno, ma ci sarà, secondo me dovremo fare prima o poi una bella degustazione dove mettiamo 2 prodotti che vengono da terre speciali, il nostro qua della zona, Chaquetra, e il tuo Passito. Quindi insomma questo anche gemellaggio, chiamiamolo. E poi si unisce anche come parchi, come zone di difficoltà nella produzione, perché anche noi abbiamo dei terrazzamenti, certo non come quelli delle Cinque Terre, però quando l'Elba nell'Ottocento aveva 5.000 ettari, molti erano nella situazione Hai detto molto bene, ne parlerò con il buon Burlando, il direttore dell'arcipelago toscano, vedrò di suggerirgli questa idea, vedremo se riusciamo a fare questa cosa fra parchi, che sarà veramente molto molto interessante. Grazie Antonio Righi dell'azienda vitivinicola Righi. Ai colleghi che immergono le bottiglie in mare dell'organizzazione dell'Underwater Wine Jamming, che fanno un grande lavoro anche loro. Va bene, anche se è un'altra cosa, ma è affascinante quella. Assolutamente sì, hai fatto bene a ricordarlo, anche perché sono amici e lavorano veramente, diciamo, con queste bottiglie, le famose bottiglie incrostate, no? Qua sono 2 cose diverse. Qua è l'uva che viene immersa e poi nasce questo vino particolare dove l'acino è stato al contatto, diciamo, l'uva è stato al contatto con l'acqua marina. Invece lì è una sorta di invecchiamento, di come si dice, di affinamento, perdonatemi la parola giusta, affinamento sott'acqua, a temperature controllate, e nasce questa particolarità che ha anche, non è solamente una narrazione diversa, ma anche delle caratteristiche poi che vi faremo scoprire magari in qualche puntata
qui su Radio Libertà. Grazie ad Antonio Arrighi, ti saluto Grazie, caro e grazie alla a prossima voi. allora. Buona serata, grazie. E Ciao, adesso direi che possiamo cedere la linea direttamente Ma al vogliamo nostro... buttare via un Sì. minuto, un minuto insieme, E abbiamo ancora 17:59, 40 secondi. 40 secondi, allora ritornando alla spina, dove volevi metterla la spina? Non lo diciamo e facciamo la parola al direttore. Ecco, meglio che qui preferiamo continuare a lavorare. Grazie, a dopo. Ciao. Avete ascoltato Chilometro Zero.